È un leitmotiv che torna a riecheggiare di tanto in tanto. La battaglia per la riapertura delle case chiuse per taluni cittadini solo uno dei tanti argomenti nazionalpopolari che i politici riadattano a seconda delle occasioni, ma soprattutto in prossimità di consultazioni elettorali. Per tanti altri, che forse potrebbero essere la maggioranza, togliere la prostituzione dalle strade sarebbe un segnale di civiltà, di rispetto della donna e della sua salute, oltre che fonte sicura di reddito per le casse comunali, giacché l'attività potrebbe essere maggiormente controllata dal fisco. La crociata del sindaco di Mogliano è stata sposata da decine e decine di colleghi di tutta Italia. In provincia di Belluno la raccolta firme a sostegno del referendum per abrogare parzialmente la legge Merlin è partita ufficialmente a Calalzo di Cadore. Anche il primo cittadino di Belluno guarda con interesse all'iniziativa. Credo che sia un argomento su cui fino adesso c'è stata storicamente in Italia una incredibile ipocrisia, perché è una problematica che nessuno vuole trattare, o meglio una problematica che si finge che non esista e invece esiste come. Massaro è possibilista sull'adesione di Palazzo Rosso all'iniziativa referendaria. È probabile che io aderisca, devo leggere esattamente qual è il disegno di legge proposto ovviamente per vedere di cosa si tratta, però se è un disegno di legge che va nel senso ovviamente comunque della tutela della dignità umana, io non vedo che cosa ci sia di male ad aderire a un'iniziativa di questo genere. In provincia di Belluno il fenomeno della prostituzione in strada non è mai riuscito ad attecchire. Sono al contrario numerose le operazioni delle forze dell'ordine che hanno fatto luce su tale attività esercitata al chiuso, magari nelle cabine di qualche pseudo centro di estetica e massaggi. Chi ha finora aderito all'iniziativa referendaria ritiene che la regolamentazione dell'attività gioverebbe anche alle casse comunali. Questa parte di interesse sinceramente non lo vedo e più che altro mi interessa poco. Credo che sia invece da focalizzarsi proprio sulla questione invece specifica, cioè il fatto della dignità umana, della tratta, di una serie di problematiche che oggi ci sono, che si finge che non esistano, invece che dobbiamo assolutamente prendere in mano come pubblica amministrazione. Questo credo che sia veramente il nocciolo della questione.